Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, rieccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Penalty, settimana importante perché con questa settimana apriamo ufficialmente il mese di dicembre e quindi il mese natalizio, lo potete anche vedere attraverso la schermata alle mie spalle. Ospite della nostra puntata oggi il presidente dell'Enna Calcio, Luigi Stompo. Presidente, ben trovato. Sì, ciao Ettore, grazie per l'invito. Devo dire che questo Enna sorprende sempre di più. Cambio alla guida tecnica, risultato importante quello di domenica. Certamente è la dimostrazione che questo campionato di eccellenza quest'anno, anche quest'anno devo dire, è molto difficoltoso. Come no, io l'ho sempre detto, questo è un anno difficilissimo perché ci sono tante squadre attrezzate e ogni domenica, infatti lo vediamo, con i risultati, ci sono risultati sempre, diciamo a sorpresa, poi in realtà non sono a sorpresa perché le squadre tutte si sono attrezzate per fare degli ottimi campionati. Verso chi fate squadra? Modica oppure il Paternò? No, facciamo squadra nei confronti di tutti perché sia il Paternò che il Modica hanno due grandi squadre, sono attrezzati per vincere il campionato, così come lo siamo attrezzati noi, per cui diventa ancora più bello il campionato. Io mi ricordo già quello che ho vissuto l'anno scorso dove c'è stato un testa a testa bellissimo con l'Agragas fino alla fine e quest'anno è ancora più difficile perché sono tre le squadre. È vero, sono che tre. Ritengo lotteranno fino alla fine senza poi dimenticare il Gela, la Leonzio, che sono delle compagini importanti. Anche perché sappiamo che a dicembre inizia spesso e volentieri un secondo campionato con la campagna acquisti. A tal proposito voi pensate di operare? Sì, ritengo che dovremmo fare qualche innesto, stiamo parlando col mister per capire un po' lui quali sono le sue idee in merito, che tipo di calciatori necessita, oltre a quelli che già abbiamo in organico, e il nostro direttore, che saluto, il nostro direttore Restuccia, è già al lavoro. Il fatto di aver inserito nel quadro tecnico un personaggio come Campanella, che è particolarmente conosciuto per la sua determinazione, probabilmente è un'iniezione ulteriore di fiducia verso questo successo di campionato. Ma noi lo speriamo, abbiamo fatto una scelta un po' in controtendenza perché diciamo inaspettatamente abbiamo cambiato la guida tecnica nonostante eravamo secondi a 2 punti dalla prima, quindi non è una cosa usuale fare un cambio in questo senso, però ritenevamo che la squadra potesse dare qualcosina in più, volevamo dare una sterzata. Abbiamo individuato il mister Campanella, la persona che secondo noi potrebbe fare al caso nostro, senza nulla togliere al mister Utro, che saluto e ha fatto un gran lavoro, devo dire, in condizioni difficili perché abbiamo avuto una marea di infortuni, ha dovuto lavorare con 11 ragazzi contati per 5-6 gare di fila senza nessun cambio, quindi devo dire ha fatto un gran lavoro. Però ritenevamo che forse era la scelta da fare in quel momento. Questa sterzata comunque è arrivata anche nella partita proprio di domenica contro la Rocca Acquedolcese. La caratteristica delle squadre in lotta per la salvezza è quella di non mollare mai. Assolutamente, loro hanno fatto una gran partita, una partita determinata, correvano tantissimo. Chiaramente noi abbiamo legittimato il risultato, è arrivato in modo rocambolesco, però devo dire abbiamo preso 3 legni, abbiamo sbagliato il rigore, sai, sono quelle partite che sembrano stregate e di regola quelle partite le perdi, quindi averla vinta è già un successo doppio. È un successo. È un successo doppio. Presidente, segue il campionato di Serie D? Sì, come no. È intrigante come quello dell'anno scorso o un po' meno? Ma diciamo è intrigante perché ci sono 3 squadre che lottano per vincere il campionato, un po' meno perché vediamo che c'è qualche squadra magari che ha dovuto
alzare bandiera bianca, qualche altra che... Questa è la cosa più buia del calcio. Noi l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle perché abbiamo fatto domande del ripescaggio, sapevamo che già c'era qualche squadra che era in difficoltà e magari poteva abbandonare, poi così è stato alla fine. Beh, vuol dire che poi sul campo arriverà questa benedetta Serie D, quindi la soddisfazione sarà doppia, no? Ma guarda, io lo spero tanto perché noi ci stiamo lavorando oramai da 2 anni, alcuni dicono da 3, ma in realtà no, noi abbiamo allestito la squadra l'anno scorso in realtà per poter vincere il campionato e quest'anno. E l'anno scorso sappiamo tutti com'è andata, purtroppo siamo arrivati a un passo 2 volte e non ce l'abbiamo fatta, speriamo che quest'anno sia la volta buona. E noi ce l'auguriamo. Pertanto apriamo adesso ufficialmente il nostro programma e lo facciamo con il campionato appunto di Serie D. Si è giocata la 13ª giornata, eccola qua la schermata dei risultati. LFA Reggio Calabria batte Canicattì 1-0, Siracusa Calcio batte Castrovillari 3-1, FC Trapani batte Portici 2-0, Locri 1909 batte Nuova Igea Virtus 2-1. Vittoria della Ragusa Calcio 2-1 contro il Licata. Città di Sant'Agata batte Gioiese 1918 6-0. Real Casalnuovo batte Città di Aciriale 2-1. Vibonese Calcio batte San Luca 5-1. Conferma dunque per l'FC Trapani di Alfio Torrisi. Guardiamo subito la classifica. FC Trapani 38 punti con 36 Siracusa Calcio, 35 punti Vibonese, con 28 il Real Casalnuovo, con 25 il Licata Calcio, 23 punti LFA Reggio Calabria e Città di Sant'Agata, 22 per il Ragusa Calcio, con 20 punti l'Acragas, 18 punti per il Canicattì, con 17 Città di Aciriale, San Cataldese e Nuova Igea Virtus. 14 punti Locri 1909, 11 punti il Portici, con 6 il San Luca, chiudono la classifica il Castrovillari e la Gioiese 1918 con 4 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 17ª giornata, questi gli incontri: Città di Aciriale Canicattì, Gioiese 1919 Ragusa Calcio, LFA Reggio Calabria Locri 1909, Licata Calcio FC Trapani, Nuova Igea Virtus San Cataldese, Portici Castrovillari, San Luca Acragas, Siracusa Calcio Vibonese Calcio, riposano Città di Sant'Agata e Real Casalnuovo. Direi di partire a questo punto dalla sconfitta interna del Canicattì contro questo LFA Reggio Calabria, che lascia un po' a desiderare, però è anche vero che qualche partita importante la sta vincendo la squadra di Reggio Calabria, forse però difficilmente riuscirà a recuperare questi punti verso le 3 battistrada. Sì, diciamo che è partita in ritardo, molto in ritardo, lo sappiamo, tutte le vicissitudini che ci sono state all'inizio del campionato, per cui si è tardata molto in classifica, però comunque rimane una squadra attrezzata bene, per cui può fare risultato con chiunque. E domenica ha vinto, mi pare, se non ricordo male. Ha vinto proprio contro il Canicattì. Contro il Canicattì, quindi sicuramente non credo che riuscirà a raggiungere le prime, però farà un buon campionato secondo me. Questo campionato del Canicattì certamente è contrassegnato soprattutto dal fatto che non gioca a Canicattì. Vi fa venire in mente qualcosa che vi può riguardare la prossima stagione? Il vostro campo, per esempio, è già pronto per un campionato importante di Serie D? Allora, il nostro campo secondo me sì, e ci sono delle cose ovviamente da sistemare perché è uno stadio datato oramai, il nostro vecchio Generale Gaeta, sì. Oramai ce l'abbiamo da 70 anni, quindi occorrono ovviamente delle opere di ristrutturazione che già in parte abbiamo fatto quest'anno per iniziare a giocare in casa. Infatti la prima di Coppa noi l'abbiamo giocata a porte chiuse, sì, perché stavamo facendo dei lavori. Adesso insieme al Comune e insieme anche a qualche altro partner stiamo presentando un project financing per cercare di ristrutturare tutto lo stadio e renderlo adeguato, diciamo, alle esigenze. Ma prepararlo per la prossima stagione vuol dire già metterci mano, Presidente? Ci mettiamo mano, sì, però ovviamente non lo puoi completare, lo faremo a step, però ritengo che non ci siano problemi sulla disputa del campionato di Serie D al Gaeta. Conferma del Siracusa che vince a Castrovillari, ma conferma anche dell'FC Trapani che vince una partita non facile contro il Portici, tra l'altro con alcune dichiarazioni di mister Torrisi dure nei confronti della stampa locale, che lo bastona puntualmente, seppur in questo momento la squadra di Torrisi si trova al primo posto da imbattuto.
E guarda, Trapani è una grande piazza, c'è molta fame di calcio ed è il calcio che conta. Sappiamo che negli anni precedenti ha ricoperto un ruolo importante anche nelle categorie che contano, per cui c'è tanta attesa e tanta voglia di ritornare tra i professionisti, per cui magari non si perdona nulla al buon mister Torrisi, però devo dire che ha una grande squadra, lui è un grande allenatore e secondo me al momento vedo la squadra più attrezzata per vincere il campionato. La cosa che più ci sorprende è che Torrisi viene attaccato dal punto di vista tecnico nei confronti di una squadra che gioca male, però è anche vero che, come ha sottolineato Alfio Torrisi, è una squadra che comunque fa punti ed il presidente vuole in questo momento i punti per andare in Lega Pro. Ma il presidente sta facendo degli investimenti importanti, per cui al momento secondo me è più importante il risultato del bel gioco, al momento, in questa fase, in questo preciso momento storico. Poi magari arriverà anche il bel gioco sicuramente perché ha dei grandi calciatori, però è importante essere in linea con gli investimenti fatti e mi pare che al momento ci Assolutamente, sia. condivido. Sentiamoci questa dichiarazione molto pepata di Alfio Torrisi al termine della vittoria 2-0 contro il Portici. Perché non pensiamo che abbiamo dei punti importanti, che siamo in testa? Poi voglio ricordare un po' a tutti che qui non c'è un progetto biennale o triennale per andare in Lega Pro. Qua c'è una società che spende, che è speso, che ha un progetto che è a brevissimo termine, che è quello di andare in Lega Pro. Per andare in Lega Pro bisogna vincere. Io, assieme allo staff, lavoriamo tutta la settimana per vincere, per fare numeri. Poi giocare bene, giocare male, sono interpretazioni. Io oggi ho fatto la mia partita con una squadra difficile, con una squadra che si è difesa con tanti uomini sotto palla, con una squadra che non dava tanti spazi, una squadra che cercava di ripartire, una squadra che i numeri dicono che ha fatto 7 degli 11 punti fuori casa, una squadra che era ben organizzata. Non ho subito mai il Portici, come è giusto che sia, ma non è scontato. Qua il problema, secondo me, è che ormai l'aspettativa è che il Trapani deve vincere ogni partita 4-5-0, deve creare, deve prendere 2 traverse, 10 parati meno cose del portiere. Non è così. Il Trapani deve vincere. Punto. Il Trapani deve andare in Serie C vincendo tutte le partite che ha a disposizione, quanto più è possibile. Ci saranno a volte che ci riusciremo, come ci stiamo riuscendo, e a volte no. Io penso che sono poche le squadre che vincono e giocano bene. Parliamo di vincere, non vincere una partita o vincere 2 partite e fare cambiati da quinto, sesto, settimo posto. Vincere vuol dire alla fine vincere, e ne vince una squadra. Come l'anno scorso ha vinto il Catania e ha vinto il Trapani, perché ha vinto i playoff. E questo qua passa in secondo piano, perché non conta più. Oggi dobbiamo vincere 4-5-0. Io lavoro e mi sto abituando a vincere. Cosa che non tutti gli allenatori possiamo fare, perché vinciamo pochi. Tanti partecipano, tanti partecipiamo e pochi vinciamo e pochi vincono. Io ho vinto, nel mio piccolo percorso ho vinto più di una volta e ho vinto anche l'anno scorso in una situazione disastrosa, come voi sapete, è quello dove siamo arrivati fino alla fine, con i numeri che abbiamo fatto, con i dati, con una media punti altissima, è chiaro? E abbiamo vinto i playoff, e siamo qua e continuiamo a vincere, perché quasi quasi passa in secondo piano, perché è scontato. Ragazzi, scontato non c'è nulla. Di scontato non c'è nulla nel calcio. Nel calcio, se si deve vincere, bisogna vincere. E ripeto, il fine giustifica i mezzi. Io giornalmente lavoro per vincere, mi sto abituando a vincere e vi posso garantire che mi piace solo vincere. Io vorrei vedere che quante persone c'erano del Trapani oggi avevano fatto questo famoso gioco, che poi ho difficoltà anche a capirlo, cosa vuol dire, e parlavamo di uno 0-0, di un 1-1. C'è quasi quasi qualcuno che proprio ci sta male, che non sta potendo sfogare questa rabbia che ha dentro, di poterci attaccare, di poter perdere, che qualcuno sta aspettando un momento, non so per fare cosa. Ma di che parliamo? Questa è follia. Guardate gli altri gironi, ci sono squadre che hanno speso 2 milioni di euro quanto il Trapani, 1,5 milioni di euro, e non vincono, e sono quarti e sono quinti, hanno smantellato. Ma di che stiamo parlando? E ribadisco che non volevo offendere nessuno nella mia esultanza, perché era liberatoria, perché era un momento dove
andavamo e quasi quasi non c'era da parte della gente un'inerzia positiva per questa squadra che faceva anche qualcosa di bello, perché pare che ormai c'è veramente, ormai sembra che siamo, non lo so, che, come ho detto prima, pare che c'è predisposizione a questo, e questo fa male, e quindi mi dispiace, è stata una cosa liberatoria, perché ho risultato in quel modo, come ho detto prima, è un gesto che ha fatto Mourinho, che è una persona che io, nonostante uno degli allenatori più criticati forse del mondo, è una persona che io ho una stima immensa, e prendo tantissimi spunti da quello che lui ha sempre fatto nella sua carriera, anche da quello che ha fatto, da dove è partito, e quindi mi dispiace, però ripeto, non volevo offendere nessuno. Se qualcuno ha frainteso, ridomando scusa non dall'allenatore Alfio Torisi, ma dall'uomo Alfio Torisi, dal padre di famiglia Alfio Torisi, che non vuole mai offendere nessuno. Però io continuo su questa strada, che è quella che alla fine ci sta portando ad oggi a fare cose importanti. Vittoria dell'Ocri contro la nuova Egea Virtus, neoproposta che voi conoscete molto bene. Affrontare un campionato di Serie D è sempre molto difficile, l'anno che si proviene dall'eccellenza è sempre molto tartassato, anche da alcuni pregiudizi, non soltanto tecnici, ma anche all'interno della società. Ma guarda, la Serie D, per chi non l'ha fatta da diversi anni, come noi nel nostro caso, è comunque un altro mondo, un altro campionato. Una neopromossa chiaramente ha lo scotto del nuovo campionato, lo deve pagare, è una cosa normalissima, però ritengo che l'Igea sta facendo il suo campionato, magari secondo me farà qualcosina in più nel girone di ritorno, per come la vedo io, perché quindi non ci dovrebbero essere problemi sulla salvezza? No, secondo me no. Guardiamoci gli highlights, la vittoria dell'Ocri 2-1 proprio contro la squadra di Barcellona Pozzo di Gotto. Il Locri batte cassa e sullo scontrino vengono emessi 3 punti che valgono doppio. Per dirla alla Iervasi, l'ex bomber Amaranto, che ha fatto un esordio indimenticabile su quella panchina che farà a meno di Panarello fino al 28 dicembre. Dietro le quinte della settimana però lo staff è al completo e fa un lavoro certosino per reinventare i ruoli degli atleti indisponibili. Infatti c'è il ritorno in rosa di Giovanni Lucà in campo da esterno basso, la coppia di Venosa Marin al centro della difesa con Vincenzo Aquino all'altra estremità. Non ci sono problemi invece per quanto riguarda i giallorossi di Sicilia, con Biondo al centro del campo, Di Stefano e Longo più propositivi, parte dalla panchina Isgro. Per il Locri l'importante era azzeccare l'incipit della gara con un atteggiamento che facesse da specchio al vantaggio del terreno casalingo. Invece la partita inizia in salita per i padroni di casa, perché dopo una carezza d'esterno di Marsico, l'Igea capovolge campo e punteggio andando a rete dal dischetto con Longo. Il corso della gara avrà tutt'altro aspetto, tanto da permettere a Gigi Iervasi di elogiare il carattere dei suoi e al tecnico giallorosso di Gaetano di rimarcare la mancanza di cattiveria dei siciliani. Al 15° quella da palla inattiva di Bova è una perla che non si incastona nel 7 solo perché Staropoli non è proprio un novellino. L'Igea risponde con delle sovrapposizioni spuntate da precisi traversoni, mentre le uscite Amaranto sull'uomo assicurano stabilità e copertura. Sulla tre quarti Pipicella, Bova e Catalano regalano un'azione a 3 tocchi, sventata prima della conclusione quando il cronometro segna il 20°. Al 23° punizione profonda per Marsico che sbarella momentaneamente la linea di Franchina e compagni. Poi il vicecapitano giallorosso lascia il campo, il Locri continua a spostare il baricentro in avanti e al 34° Nunes è autore di un tocco irregolare in aria che garantisce gli 11 metri anche al Locri. Marsico pareggia il risultato. Bova ha il tempo di trasformare un'altra punizione al 42° e Staropoli anticipa tutti di pugno. L'avvio di ripresa è sull'onda del neo immesso Pappalardo per il Locri che al 4° minuto è già alla sua seconda conclusione fa tuffare Staropoli per chiudere il primo palo. Il gioco di questa frazione ha più intensità, la dimostra Trovato con un tiro dalla distanza che Lanziani mette sopra la traversa. Longo che al 14° torna a farsi apprezzare su punizione con reattiva deviazione di Lanziani e ancora Leone su azione dinamica. Sul fronte opposto Marsico sfida il numero 1 dei pozzogottesi in area di porta al 18°, mentre del 27° la fuga in pompa magna di Marsico, alla fine della quale si vede chiudere lo specchio in respinta. Pappalardo ribatte, ma la palla è alta. Anche il duo Leone-Biondo si esprime in stile, ma ad avere la meglio pochi minuti dopo è Pappalardo che rifinisce a rete un'altra ripartenza di firma argentina.
È andata male invece a Pippo Romano, Licata che torna da Ragusa con una sconfitta che un po' pregiudica anche una buona posizione in classifica, anche se credo che, insomma, possiamo dire tutto, ma il Licata non può pensare di vincerlo questo campionato e credo che possa abbondantemente starci, quantomeno nella zona playoff. Sì, secondo me sì, io non penso che il Licata abbia l'intenzione di vincere il campionato, non credo che siano partiti con questo obiettivo. È una bella squadra, io l'ho vista giocare, giocano molto bene, una squadra molto giovane, quindi stanno anche programmando il futuro, quindi stanno facendo un bel lavoro, per cui ha tutte le credenziali per stare nella griglia dei playoff, secondo me. Ma il campo che adesso insomma verrà riconsegnato ai tifosi di Licata può essere da trampolino per un progetto anche di Lega Pro? Non dico la prossima stagione, ma nel giro dei prossimi 3 anni? Ma secondo me sì, le strutture fanno la differenza e noi lo stiamo vedendo a Enna col Gaeta che ci stiamo impegnando per fare un progetto importante, perché senza strutture fai difficoltà a programmare e ritengo che quello sì potrebbe essere un trampolino di lancio da qui a qualche anno. Potrebbero programmarlo, è una società solida che programmano bene e lavorano bene. Sarebbe bello rivedere effettivamente il Licata di nuovo in Lega Pro. Come no? Diciamo che io faccio il tifo per tutte le squadre siciliane. Giusto, bravo, Presidente. Arrivino diciamo, il più in alto possibile. Io mi ricordo il Licata dei Miracoli, il Catania in Serie A, il Palermo. Altri anni, altri tempi, e quindi rivederle, a prescindere diciamo, dal campanilismo nostro stretto, è una cosa importante. E parliamo adesso della città di Sant'Agata. Attenzione perché da 2-3 anni il città di Sant'Agata ha stabilizzato anche la sua mentalità proprio nel campionato di Serie D e la sua dimensione, no? Sì, si sono strutturati bene, io li conosco, ho avuto modo di conoscerli quest'estate, persone veramente per bene, squisite, ci hanno dato anche dei consigli per alcune cose. E niente, ormai hanno trovato sì la loro dimensione, hanno inquadrato una serie di giovani importanti, quindi hanno un buon vivaio e ritengo che possono stare benissimo in quella categoria. 6-0 contro questa Gioiese che purtroppo, Presidente, ha schierato l'Under 19. E vedi, queste sono le problematiche che nascono un po' in tutti i campionati, ma in Serie D. Diciamo che questa era una cosa che si paventava già quest'estate, insieme a qualche altra squadra, in questo caso calabrese. Credo che in questo momento il calcio calabrese sia in un momento di difficoltà. È stata anche un po' inaspettata, per esempio, la rinuncia della squadra di Lamezia Terme. Assolutamente, l'unica che non si aspettava era proprio il Lamezia, invece è stata la prima ad abbandonare. Ritengo che sia, come dicevo prima, un momento un po' particolare per il calcio calabrese, spero che nei prossimi mesi, nei prossimi anni possa risollevarsi. Assolutamente. Altra sorpresa importantissima certamente in questo girone I del campionato di Serie D è questo Real Casalnuovo. Ennesima vittoria, una vittoria tra l'altro contro il Città di Aciriale che stava cercando pian pianino di recuperare punti per la sua classifica. Sì, la Aciriale è partita un po' maluccio rispetto al blasone che ha e alla storia che ha in Serie D e anche oltre. Hanno anche loro cambiato mister. Hanno cambiato mister, quindi magari c'è bisogno anche un po' di tempo per cercare di assimilare meglio gli schemi del nuovo mister. Però il Real Casalnuovo sta facendo un bel campionato. Sta facendo molto bene. Si sono inquadrati bene, hanno una rosa sia giovane, mista. C'è questo Reginaldo che a 40 anni continua a dettar legge. Esatto. Dico mista proprio per questo motivo, perché c'è la giusta esperienza con molti giovani di valore e stanno facendo un gran campionato. Guardiamoci gli highlights e anche le interviste post partita. Real Casalnuovo batte Aciriale 2-1. La migliore squadra nelle ultime 4-5 partite, addirittura ha fatto più punti di Trapani e di Siracusa. Al di là della nostra partenza un po' così, poi siamo riusciti comunque a farli abbassare tenendoli lontano alla porta, riuscendo a meritare anche il pareggio, perché comunque il secondo tempo la squadra l'abbiamo messa in serie difficoltà. Abbiamo iniziato a mettere un po' più di peso lì davanti, cose che magari il primo tempo non riuscivamo a fare, un po' per bravura loro, un po' perché abbiamo preso il primo gol su una nostra uscita sbagliata
E questo è il rammarico, già una squadra forte, gli regali un gol, tra virgolette, ti fa arrabbiare, ma la cosa che più mi fa arrabbiare è la gestione dopo il gol. Una squadra come la nostra deve continuare a giocare come stava facendo, nel girare la palla, invece la palla non siamo riusciti più a giocare come stavamo facendo prima del gol. Questa è la cosa che mi ha fatto un po' più arrabbiare. Siamo a 28, quindi mancano ancora 12 punti per il primo obiettivo, no? Io ho sempre detto che bisognava raggiungere quanto prima la salvezza, poi dopo l'appetito viene mangiando, no? Si dice, quindi poi vediamo altri obiettivi, però adesso bisogna essere sempre umili. Stiamo vedendo che comunque le squadre sono forti. Oggi la Cireale ci ha messo in grandissima difficoltà, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo, quindi nessuna partita è facile, anche la prossima che giocheremo in casa contro il Sant'Agata sarà sicuramente una partita complicata, quindi non bisogna mai perdere l'umiltà, anche se siamo adesso quarti in solitaria, e continuare a lavorare con sacrificio, dedizione. E macinare sempre punti, perché è un'annata particolare, nel senso sappiamo che siamo partiti in netto ritardo, il cosiddetto anno zero, no? Una società, una neonata, in un girone difficile, trasferte lunghe, quindi stiamo facendo qualcosa di incredibile, di impensabile. Però dato che lo stiamo vivendo questo momento ed è bello vivere questo momento, ce lo teniamo ben stretto sapendo che dobbiamo guardare di partita in partita e poi alla lunga, alla fine tireremo le somme. Sì, è stato un gol molto importante che ci ha portato alla vittoria contro una grande squadra come la Cireale. Sono molto felice per la squadra, per questi 3 punti e dobbiamo continuare così. Sono contento per i gol che sto facendo, ma l'importante è che stiamo facendo bene in questo campionato, ci stiamo togliendo belle soddisfazioni. Al di là di quelli che fanno gol non è un importante è dare conseguenze nei risultati che venivamo facendo, e quindi ora siamo riusciti a vincere oggi e adesso abbiamo una settimana di riposo perché c'è la sosta, e quindi cercheremo di recuperare le forze per la prossima, ma oggi era importante vincere perché comunque abbiamo fatto una vittoria a Reggio che non era facile, per tanti era la prima volta giocare al Granillo e abbiamo fatto un'impresa veramente spettacolare per noi, e oggi la vittoria per confermarsi era importante e si è rivelato quello che siamo, come ci stiamo allenando, diamo il massimo fino alla fine. Oggi anche con uno in meno siamo riusciti a fare questa vittoria, quindi penso che per noi è molto importante. Voglio chiudere con questa vibonese, la terza potenziale vincitrice, è in piena regola, anche lei una candidata alla vittoria finale. Tra l'altro domenica prossima c'è questo scontro proprio contro il Siracusa Calcio. Giocano a Siracusa. Questa è una gran bella partita, uno scontro diretto importante dove si può decidere tanto, perché io non penso che il Trapani possa perdere tanti punti in questo campionato, per cui se lo scontro diretto lo porti dalla tua parte, allora puoi recitare un ruolo fino alla fine. La Vibonese secondo me è io lo metto allo stesso livello del Siracusa, metto un pizzico, un gradino in più il Trapani rispetto alle altre due, però è una gran bella squadra che gioca molto bene, per cui se la gioca. E questo Siracusa che comunque deve giocarsi poi nel girone di ritorno i big match tutti fuori casa, certamente non è molto avvantaggiato. No, questo come si dice è un limite, diciamo così, perché giocare poi nel girone di ritorno dove poi i punti pesano ancora di più, e giocare gli scontri diretti fuori è dura, è molto dura, però sai, il pallone è bello anche per questo. È vero. Chiudiamo dunque lo spazio dedicato al campionato di Serie D. Presidente, pronostico secco, a questo punto io penso che insomma da parte sua c'è questa predisposizione verso il Trapani, un po' meno
verso Siracusa e Vibonese. No, io non voglio gufare nessuno. No, ci mancherebbe. Attenzione. No, dico che per la rosa che vedo sono 3 rose importanti. Ritengo che abbia qualcosina in più il Trapani come organico, però questo non vuol dire nulla perché Certo. poi il rettangolo di gioco dice quello che dice, cioè nel senso che comanda il rettangolo di gioco. Però ci viene da pensare, come al solito, tanti investimenti, ma soltanto una si porta a casa il primo posto per andare in Lega Pro. Questa è la cosa secondo me che bisognerebbe riformare in qualche modo perché crea, diciamo, queste problematiche di cui abbiamo parlato prima, perché il campionato poi a un certo punto, se c'è una squadra più forte, 2 squadre più forti rispetto alle altre, perde di interesse, cioè poi le partite vengono, diciamo così, giocate perché si devono giocare, ma non c'è più quel pathos Certo. importante. Per cui ritengo che secondo me bisognerebbe riformare il discorso playoff, un po' come in eccellenza Sì. o qualcosa di simile, per fare in modo che tutte le squadre Possono avere la chance almeno di un altro posto in Lega Certo, Pro. ma verrà anche più difficile per le squadre vincere il campionato, Chiaro. perché adesso se giochi con, non lo so, con Licata o col Sant'Agata è un conto, è tranquilla, quindi giochi serenamente senza pressione. Se Sant'Agata si gioca un posto per i playoff, quindi programma Cambia anche, tutto. cambiano quelle programmazioni estive, cambia il mondo. Chissà se la federazione si deciderà prima o poi a riorganizzare un po' l'assetto proprio in prospettiva playoff. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e torneremo di nuovo a parlare dei 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life.
Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, ancora con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo la puntata del mercoledì puntuali sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, e vi ricordo anche che potete seguire questa puntata attraverso la pagina Facebook oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Seconda parte che inauguriamo con il campionato di eccellenza, lo facciamo sempre con la presenza del presidente dell'Enna Calcio, Luigi Stompo. Presidente, due gironi che quest'anno hanno delle differenze, credo, no? Girone A e girone B. Lo scorso anno c'era bene o male un'equivalenza. Sì, diciamo che è un po' cambiato, secondo me, il livello dei due gironi. L'anno scorso io mi ricordo del girone A c'erano molte squadre che attrezzate bene, infatti era un campionato difficilissimo. Voi l'anno scorso eravate nel girone A. Purtroppo sì. Ed era molto impegnativo. Era molto impegnativo perché c'erano molte squadre forti, Mazzara, Mazzarese, Sciacca, Don Carlo Misilmeri, Acragas, Favara, c'erano squadre importanti, così come sto vedendo quest'anno. C'era questa leggenda metropolitana, dicevano che il girone B era un po' più scadente. Non credo proprio. Invece devo dire che c'è un campionato importante, tecnicamente valido, interessante, dove tutte le domeniche è una battaglia sportiva. Partiamo subito con il campionato e lo facciamo subito con il girone A. Tredicesima giornata, subito i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Mazzara 46 batte Aspra 2-1, Profavara batte Casteldaccia 1-0, pareggio tra Folgore Castelvetrano e Athletic Club Palermo 1-1 il risultato finale. Geraci batte Oratorio San Cile San Giorgio 1-0, Unitas Sciacca batte Accademia Trapani 3-0, pareggio tra Fulgatore e Castellammare 2-2. Don Carlo Misilmeri batte Mazzara 2-1, Nis FC batte Super Giovane Castelbuono 1-0. Sono 6 punti di vantaggio della Nissa, guardiamo la classifica, la Nissa al primo posto con 37 punti, 31 per il Profavara, con 30 Mazzara 46, 21 punti Super Giovane Castelbuono, 19 Unitas Sciacca e Castellammare, 16 punti Oratorio San Cile e San Giorgio, Folgore Castelvetrano ed Athletic Club Palermo. 15 punti Geraci e Accademia Trapani, 14 Casteldaccia, 12 Don Carlo Misilmeri, 8 punti il Mazzara, 7 punti Aspra, chiude la classifica il Fulgatore con 6 punti. Parto subito da questa Nissa perché dobbiamo, credo, parlare di questa macchina perfetta. Io credo che arrivare a questo punto della stagione da imbattuti conferma la qualità tecnica della squadra di Terranova. Assolutamente, una grande squadra, allestita bene, allenata bene, non hanno lesinato investimenti quest'anno, per cui hanno, secondo me, nel girone A la squadra da battere. Ritengo però che anche il Favara è una grande squadra, ha fatto una squadra importante, ha stranamente ha perso diciamo, il big match, ma anche con un infortunio credo del portiere alla fine, perché stavano pareggiando, l'ho vista la gara in TV. Quindi è stata sfortunata, e poi mi è meravigliato che hanno perso in casa 1-0, questo è stato un risultato a sorpresa, però secondo me hanno tutte le carte in tavola per lottare fino alla fine. E questo Super Giovane Castelbuono in semifinale già di Coppa, con buona prospettiva di arrivare in finale, può essere veramente la sorpresa di questa stagione? Ma già lo è in realtà, perché sta facendo un gran campionato con una squadra molto giovane, allenata da un allenatore giovane, per cui non hanno pressione di nessun tipo, se la giocano si divertono. Quindi... E l'arrivo di questi stranieri che ha praticamente inondato il campionato di eccellenza, mi dice la sua? Guarda, oramai io ritengo che il calcio, anche quello dilettantistico, ha aperto le frontiere, cioè non possiamo più restare legati a quello che si pensava prima del calcio locale. Purtroppo
Mi piacerebbe farlo, però purtroppo non lo puoi fare, cioè, si è globalizzato anche lì. Cioè, oggi prendi un calciatore che viene dal Brasile, dall'Ucraina, da ovunque, quindi devi fare i conti con questa apertura di Però frontiere. attenzione, hanno alzato un po' anche il monte ingaggi però, quindi maggiori investimenti. Hanno alzato sì il monte ingaggi ma anche il livello, perché se tu ti confronti con una realtà territoriale, provinciale e il limite è quello, se ti confronti col mondo chiaramente il livello si alza. È vero, è vero. Beh, vedremo come andrà a finire. Il gruppo di Terranova attualmente guida questa classifica, alle sue spalle abbiamo appunto questa Pro Favara, il Mazzara 46 che è dormiente però è pronto eventualmente a giocarsi tutto magari nei playoff, che sono però un ternallotto. Se lo dice a me chiaramente sono un ternallotto, sì, però chiaramente ne vince una sola e le altre devono fare i playoff e c'è la finestra dei playoff, una finestra interessante e secondo me possono recitare un ruolo importante perché hanno una buona squadra, stanno tenendo il passo, sono a un punto dalla seconda, per cui chiaramente se la giocheranno. Adesso voltiamo pagina perché parliamo di questo tanto atteso girone B del campionato di eccellenza. Anche qui si è giocata la 13ª giornata, subito la schermata dei risultati. Modica Calcio batte Mister Bianco 2011 3-2, Real Siracusa Belvedere Messara 1966 0-0, Città di Gela batte Santa Croce 5-0, Ena Calcio batte Rocca Acquedolcese 2-1, Milazzo batte Leonfortese 2-1, Paternò batte Mazzarone Calcio 2-0. Ionica FC batte Imesi Atletico Catania 94 1-0, pareggio tra Nebros e Leonzio 1909, 1-1 il risultato finale. Abbiamo in testa la squadra di Filippo Raciti, questo Paternò al primo posto con 30 punti, 29 Enna Calcio, 26 Modica Calcio, con 22 il Città di Gela, 19 punti per Milazzo, Leonzio 1909 e Real Siracusa Belvedere, 18 punti Mazzarone Calcio e Nebros, 15 punti Ionica FC e Mister Bianco 2011, con 12 Leonfortese e Santa Croce ed il Rocca Acquedolcese, 10 punti Mesi Atletico Catania 94, chiude la classifica il Messana 1966 con 7 punti. Questo girone B continua a sorprendere sempre di più perché ci aspettiamo molto giustamente da questa squadra ennese, però è anche vero che le inseguitrici non sbagliano colpi, no? No, il Mazzarone è un'ottima squadra, io ricordo sono venuti qui in Coppa, abbiamo perso noi 3-1 in casa. Ci hanno messo in difficoltà, anche in campionato ci hanno messo in difficoltà, quindi non è da sottovalutare, quindi la vittoria del Paternò è una vittoria importante, quella di domenica, cioè non è scontato il fatto della classifica, come abbiamo visto noi domenica, cioè tutte le squadre sono ben attrezzate, ben allenate, ci sono ottimi tecnici, quindi ogni gara se non la interpreti nel modo giusto rischi di avere delle brutte sorprese. Cosa ruberebbe al Paternò in questo momento? No, io non ruberei nulla, io mi tengo stretti i miei e vanno benissimo i ragazzi. Chiaramente, come dicevo prima, probabilmente dovremmo integrare qualche ruolo anche perché quest'anno abbiamo avuto una serie di infortuni, come dicevo prima, che ci hanno un po' limitato anche nei risultati, ovviamente, perché quando sei costretto a fare 5-6 partite senza un cambio, chiaramente qualcosa la paghi. Certo. È chiaro, abbiamo avuto contemporaneamente 11 defezioni. Chi più lunghe, chi meno lunghe. Però e vi siete ritrovati anche qualche punto in meno in classifica? Assolutamente sì, siamo usciti anche dalla Coppa perché eravamo veramente incerottati, come si suol dire, per cui va bene così, siamo lì aggrappati ai primi, adesso cerchiamo di fare questo rush finale fino al 17, all'ultima di andata, nel migliore dei modi. E poi con l'anno nuovo, magari con qualche altro innesto. Recuperiamo le energie, vediamo di fare qualche altro innesto e ce la giochiamo fino alla fine. Ritorniamo ancora a parlare di questa partita di domenica, 2-1 contro la Rocca Acquedolcese. Sentiamo le dichiarazioni di alcuni giocatori proprio al termine di questa vittoria un po' sofferta, ma poi alla fine credo super meritata. Queste partite io l'ho vista un po' peggio perché non pensavo che finisse così. Io gliel'avevo detto a fine primo tempo, ragazzi, cerchiamo di stare
compatti, cerchiamo di giocare perché sennò abbiamo brutte sorprese. Le sorprese le abbiamo avute, abbiamo preso 2 pali, una traversa, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, meno male che all'ultimo io penso che la palla era entrata. Comunque con tutto ciò ci ha dato il calcio di rigore che era sacrosanto e abbiamo segnato e abbiamo vinto la partita. Questa è la dimostrazione che squadre cuscinetto non ce n'è, le partite si devono giocare e tutte le partite sono brutte se non si prendono con grande determinazione, grinta e concentrazione. Purtroppo sì, è stata una partita veramente dura, ci aspettavamo una partita del genere ma non fino a questo punto. Siamo stati anche un po' sfortunati su certi punti di vista, qualche palo, traversa, il rigore di Ale sbagliato, quindi diciamo che non abbiamo fatto così male. Poi ovviamente cerchiamo di fare il risultato a tutti gli effetti e alcune volte manca anche un po' il gioco, ma purtroppo la categoria è questa. È un campionato equilibrato, come vedete ogni domenica si gioca sul punto che si guadagna o sul punto che si perde. Noi siamo contenti perché oggi c'era il rischio veramente di perdere 2 punti in una partita dove ce la siamo meritata. Però un plauso a questa Rocca Dolcese che nonostante magari la classifica invece in campo era disposta bene, si è difesa bene e ha fatto un gol, e anche un bel gol hanno fatto da questo punto di vista, quindi un plauso a tutti. È un campionato avvincente, abbiamo le ultime 2 finali dell'andata e poi ci fermeremo un po' e poi ricominceremo di nuovo, per cui un appello ai nostri sostenitori a sostenere come oggi fino all'ultimo secondo questi ragazzi che non si sono persi d'animo. Oggi era facile ad un certo punto scoraggiarsi perché tra pali, traverse, invece sino alla fine ci hanno creduto, ci abbiamo creduto e quindi chiudiamo questa bella giornata di calcio veramente con grande gioia. È stata una settimana certamente molto impegnativa quella di Modica, con l'arrivo anche di Mister Strano, che lei Presidente conosce molto bene dopo la bella stagione dello scorso anno, conclusesi purtroppo con una sconfitta in finale. Rimane il ben fatto, ma soprattutto rimane un'esperienza fondamentale per Strano, che adesso la metterà a disposizione di questo Modica, un po' incerottato sino a qualche settimana fa, però adesso con una forza ed una determinazione tale che è andata a vincere una partita non facile contro il Mister Bianco. Sì, parto dalla fine, hanno vinto una partita importante e difficile. Noi abbiamo giocato qualche settimana fa a Mister Bianco, abbiamo vinto 1-0, credo a un quarto d'ora alla fine. In sofferenza anche con voi, grandissime difficoltà, perché è una squadra che corre molto, si difendono bene, hanno il campo piccolo, quindi è difficile far gol. Quindi vincere quella partita secondo me è stata una cosa importante. Per quanto riguarda il Mister Strano, io lo saluto e lo abbraccerò volentieri giorno 17, domenica 17, quando verrà al Gaeta, perché ha fatto una stagione incredibile, è stata la migliore stagione degli ultimi 34 anni. Giustamente. Per cui è giusto che tutto il pubblico enese gli attribuisca un caloroso applauso e un grande abbraccio. Io vorrei però sentire un po' il suo parere su questa settimana un po' travagliata proprio di Mister Strano. L'arrivo a Palermo, l'abbandono dopo 7 giorni per tentare la carta di Modica. Questa cosa ha un po' spiazzato molti addetti ai lavori. Sì, devo essere sincero, mi ha stranizzato, conoscendo anche Mister Strano, la sua proverbiale correttezza voglio dire, mi è sembrato stranissimo. Probabilmente ci sarà stato qualche fattore, qualcosa che magari noi non conosciamo. Ovviamente non possiamo conoscere, quindi rispettiamo ovviamente la scelta di Mister Strano. Chiudiamo la parentesi di questo girone B del campionato di promozione, cercando anche di capire il problema Imesi Atletico Catania, che non riesce a far punti importanti per la sua classifica. Tra l'altro una squadra che è stata ennesimamente rinnovata. Spesso e volentieri non serve soltanto cambiare qualche giocatore o addirittura cambiare l'aspetto tecnico del mister.
serve forse più determinazione. Lei che vive il campionato di eccellenza mi potrà dare qualche suggerimento? Sì, molte volte devo essere sincero ed è quello che un po' ci ha animato anche nella nostra scelta. Ci vuole molta più determinazione che tecnica, soprattutto nel campionato di eccellenza. Vero, la tecnica è chiaramente importante, chiaramente è fondamentale, però se non lo abbini con la giusta dose di adrenalina, di grinta, di carica, allora fai fatica in qualunque campo, perché io vedo che ci sono squadre che anche se a livello tecnico sono più limitate, diciamo così, rispetto ad altre, hanno difficoltà, però mettono il cuore dentro il campo ed è durissima vincere ogni partita, per cui è importante mettere quella garra, quella grinta giusta per ottenere il massimo. Ecco. Per chiudere il nostro programma ritorniamo a parlare di questo progetto ENNA 2023-2024, obiettivo dichiarato vincere il girone e poi magari riorganizzare, perché come ben sa andare in Serie D bisogna anche cambiare la mentalità dei propri dirigenti, la mentalità anche dei tifosi, che so che vi seguono. Sì, devo dire, io questo è l'8º anno che ho preso l'Enna Calcio e ogni anno è stato un crescendo, devo essere sincero, tutta la città ci segue, i tifosi ci sostengono sempre, come dici tu bene, però è un progetto che parte da lontano, nel senso che ci lavoriamo da 8 anni, abbiamo avuto un paio d'anni di assestamento, gli anni Covid chiaramente che ci hanno un po' limitato, un po' tutti chiaramente, come tutti, però ritengo che stiamo facendo veramente grandi cose, perché siamo partiti da una squadra che avevamo in prima categoria, che un po', diciamo, nella mentalità della città non c'era più avere una squadra di calcio. Avevano dimenticato il passato già. Sì, quindi riportare di nuovo 3.000 persone allo stadio nella finale dell'anno scorso, 1.000 persone o quasi 1.000 persone ad Agrigento, per me è un motivo di grande orgoglio, vuol dire che stiamo lavorando veramente bene, che la città apprezza il nostro lavoro, però c'è da fare degli step avanti, tutti, me per primo, ma tutti dobbiamo crescere, perché se qualora dovesse arrivare il campionato di Serie D, noi non lo facciamo da 30, quando aggiorneremo il calendario, da 35 anni, per cui 35 anni è più di un terzo di secolo. È anche cambiata la Serie D. Assolutamente, è cambiato tutto, è cambiato il mondo, è cambiata la Serie D, non bisogna essere presuntuosi, bisogna imparare intanto, perché nessuno nasce imparato, come si diceva una volta, però la cosa importante è avere la voglia di migliorarsi. Ecco, io questo lo dico ai miei ragazzi, lo dico ai tifosi, lo dico ai miei dirigenti, che bisogna fare degli step avanti sempre, perché altrimenti restiamo dove siamo. Mi piace la parola step, io metterei 2 punti fondamentali come step fondamentali per l'Enna: lo stadio e probabilmente una mentalità nuova, in prospettiva magari, chissà, Lega Pro. Adesso andiamoci, con i piedi di piombo, piano. certo. Dico, la prima cosa fondamentale per poter poi pensare a qualunque cosa è lo stadio. Adesso noi ci lavoriamo già da 6 mesi in modo corposo, abbiamo un progetto che abbiamo ultimato la settimana scorsa e che dovremo, penso che già in settimana, i primi della prossima settimana, lo porteremo al comune per illustrarlo. E quindi bisogna lavorare su quello, magari faremo 1 o 2 anni di sofferenza chiaramente, perché bisogna lavorarci per fare le cose. A me il lavoro non ha mai spaventato, mi spaventa tutto il resto, ma il lavoro non mi ha mai spaventato. State lavorando per un sintetico, oppure la caratteristica di Enna di avere un campo in erba è comunque un'eccezione? No, lavoreremo sul sintetico, perché oramai anche Enna con il clima che c'è non è proprio ideale. Abbiamo visto ieri il campo non era in buonissime condizioni e noi abbiamo avuto sempre da quando siamo arrivati è un po' la caratteristica, avendo un campo in erba sempre molto però quando comincia l'inverno buono, rigido, nei 2 o 3 mesi invernali soffre tanto. Quindi conviene il sintetico? Sì, anche perché se fai una rimodulazione dell'impianto per farlo vivere alla città, occorre che lo viva sempre, non solo la domenica, quando viene a giocare la gara. Viene usufruito da più situazioni. Assolutamente. Perfetto, è stato un piacere averla ospite in trasmissione, Presidente. Ti volevo portare i saluti del nostro amministratore delegato Fabio Montesano, che oggi purtroppo non è potuto venire. Speriamo di averlo ospite allora nelle prossime settimane. Assolutamente, con molto piacere. Grazie. E un bocca al lupo per tutta la parte finale di questo 2023 e con una prospettiva 2024
interessante e speriamo anche vincente. Speriamo. Grazie a te. Al Grazie. presidente dell'Enna Calcio Luigi Stompo. Noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento chiaramente alla prossima settimana, puntuali come al solito sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. And the Christmas bells that ring are the clanging chimes of doom. Well, tonight, thank God it's them instead of you. Do they know it's Christmas time La tecnologia e la competenza al vostro servizio. Energy Clima, Technology for Life. Il riscaldamento ed il condizionamento non sono più un problema. Da Energy Clima, servizio, qualità ed efficienza nel montaggio e smontaggio. Ed inoltre smaltimento del vostro vecchio impianto. Energy Clima, soluzioni uniche per il riscaldamento solare e fotovoltaico. Da Energy Clima, le marche più prestigiose del settore. Climatizzazione Fujitsu, Hisense, Baxi, Mitsui, Toshiba, Clivet. Energy Clima, assistenza completa, dalla manutenzione al bollino di verifica della vostra caldaia. Pagamenti con rateizzazione agevolata ed inoltre detrazione fiscale tramite pratica Enea. Energy Clima. Visitate il nostro punto vendita a San Giovanni La Punta in via Montello 7/A. Infoline 095 80 37 031. Energy Clima. Technology for Life. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compra-vendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.